scarsamente un pare, non si può essa libertà, essa libertà, non si può rattare storia, non si identità di essa memoria, non si cara torrata su coro, torrata su coro. Vamos a bailar en voz, cantare e ballare voi, casar ballos usar vostros, cantare a prendere son nostros. Tra le risorse dalle quali può derivare la crescita in vari aspetti della Sardegna, a rilievo quello dei beni culturali. Nell'isola esiste un cospicuo patrimonio al quale occorre portare attenzione maggiore che nel passato, con regole, modi e mezzi confacenti al nostro tempo in profonda trasformazione. Nella prospettiva di un futuro migliore vi è necessità di una precisa ricognizione e verifica dello stato attuale dei beni che riguardano i settori dell'archeologia, della storia, dell'architettura e dell'arte, degli archivi, delle biblioteche, delle tradizioni popolari, dello spettacolo. Bisogna accertarne la quantità e la qualità, la forma e la misura dell'erogazione dei fondi già intervenuti nei diversi comparti, le forze di lavoro intellettuali e manuali sinora impiegati, i prodotti culturali, economico e sociali derivati dalla costituzione della regione autonoma sarda ad oggi, in un periodo di mezzo secolo. Si scopriranno, io presumo, di fronte ai risultati positivi, modalità di interventi non corrette, come ad esempio quelle procurate in forma di privilegio soggettivo o con caduta a pioggia. Insomma, se ne terrà un bilancio costi e benefici utile per apportare correzioni e incamminarsi per vie operative nuove e fruttuose con un governo politico diverso dei beni culturali. Sino ad ora l'amministrazione del patrimonio si è mossa a comparti chiusi, con scarsa informazione e comunicazione tra gli organi statali e regionali deputati alla tutela, mancando il concerto. È venuta meno quella uniformità di criteri, di atti, di fini, mirati al migliore esito del lavoro organizzativo, scientifico e culturale, quale avrebbe potuto produrre invece un impegno in spirito di collaborazione. In quest'ultima direzione muoveva l'articolo 35 del DPR numero 805 del 13/2/1975, costituente in ogni capoluogo di regione un comitato paritetico per i beni culturali, composto dai capi degli uffici periferici dello Stato e delle rappresentanze delle regioni e di altri istituti statali ed enti locali. Una successiva circolare del Ministro dei Beni Culturali, in data 1 luglio 1976, precisava che i comitati regionali, organismi di piena partecipazione alle realtà locali, dovevano operare nella convinzione che l'autonomia di gestione dei beni avrebbe contribuito a migliorare la precaria situazione del patrimonio artistico-culturale italiano.
ma né decreto né circolare ebbero il dovuto riscontro applicativo, se non in parte, ed in alcune regioni, tra cui la Sardegna, e in altre non furono nemmeno prese in conto. Del resto lo stesso Ministero, poco convinto dell'efficacia del provvedimento, non fece insistenze per l'attuazione. Il Comitato Sardo funzionò con pause dal 1976 al 1983, ma poi si è sciolto quando i singoli uffici furono invitati a recare al tavolo di coordinamento e programmazione i loro progetti, rivendicando l'autonomia. In realtà preferirono agire, come si dice, nel proprio orto, con la conseguenza di doppioni, di interventi risoltisi per lo più in diseconomie. Se oggi non si vuole riattivare il comitato del decreto 805, sarà bene creare un altro organo a livello regionale, non so, un osservatorio, col compito di verifica e di coordinamento delle iniziative e degli interventi degli uffici o dei gruppi associati, uno strumento cioè che valuti l'utilità o meno delle proposte e dei progetti, con rigorosa selezione e con scelte mirate, controllando poi i risultati nei vari aspetti, lungi dal volere dettare io regole di correzione per un buon governo che spettano ad altri, ma non posso non accennare ad alcune attuali storture. Le amministrazioni comunali non raramente fanno richiesta di scavi archeologici a solo titolo di procurare lavoro ai disoccupati, però non prevedono per un esito positivo a valle di tali opere quelle altre indispensabili di musealizzazione dei reperti, previa catalogazione e restauro, di manutenzione, di custodia e tutela dei monumenti e un adeguato personale direttivo e amministrativo iscritto in pianta organico. Gli uffici concedono talvolta affrettatamente autorizzazione agli scavi, i quali si iniziano, continuano nel breve tempo corrispondente alle scarse erogazioni di fondi, non sempre con rigoroso e costante controllo, e di conseguenza i monumenti messi in luce restano abbandonati, degradandosi, e il contorno si presenta in aspetto di desolazione e talvolta di bruttura, tale che i visitatori ne ricevono un'impressione disgustosa al punto di non tornarci più e denunziare al pubblico lo sconcio con disdoro della Sardegna. Stando così le cose, pare sia venuto il tempo di portare ordine sia nella concessione, sia nella tenuta dei cantieri di lavoro regionale per gli scavi e per altre opere nelle aree archeologiche, eliminando gli interventi a pioggia e indirizzandoli soltanto ai luoghi nei quali siano stati iniziati i lavori, senza aprire nuovi cantieri. E questo lo vuole la legge dei cantieri del lavoro. Andranno concentrate le risorse nelle aree monumentali più significative e più valide turisticamente, dove si possa impegnare il maggior numero di manodopera e disoccupati, e meglio ovviamente se professionalizzata e a cantiere continuo. Si pensi ad esempio ad alcune aree archeologiche, tra le più note e visitate nell'isola, nelle quali gli scavi non sono stati ancora perfezionati, anzi sono stati lasciati allo stato degli anni 30, quando scomparve il compianto professore Antonio Taramelli, del complesso nuragico di Santo Antene a Torralba, di quello dell'Ossa ad Abbasanta, del grande insediamento di Serucci a Gonessa, e tra gli scavi del dopoguerra quello condotto a mettere in luce i nuraghi Isparas di Isili attende il completamento, e lo stesso va detto dello straordinario monumento a Ziggurat
di Monte d'Accoldi a Sassari, nel quale restano da evidenziarsi l'edicola dipinta in rosso e le pertinenze dell'ampio villaggio neo e neolitico. Per il resto, seguace fedele del mio maestro e collega Massimo Pallottino, mi dichiaro contrario al proliferare degli scavi e, fatte le debite eccezioni degli interventi nel campo, tranne per la ricerca delle tracce archeologiche in superficie, in quanto i relitti del passato assai meglio li conserva la madre terra. Non so se con quanto dico siano d'accordo i giovani colleghi archeologi, ai quali mi permetto suggerire di applicarsi di più alla pubblicazione delle evidenze monumentali e dei reperti ad essi associati, in modo che il prodotto sia socializzato. Mi spiace dirlo, ma l'80% dei numerosi e vasti scavi operati sino ad oggi sono o parzialmente editi o i più sono inediti. Non si nega che in questi ultimi tempi siano state promosse utili iniziative per creare musei decentrati, dove accogliere i materiali per i quali non v'è posto nei 2 musei statali isolani, con l'intento di saldare le suggestioni culturali interne agli oggetti, all'umore del territorio e dell'ambiente che li ha generati nel corso dei secoli e nelle vicende storiche dei luoghi. Va detto però che non pochi di questi musei sono stati cominciati a realizzare senza concluderli. Altri sono aperti a metà, altri ancora conclusi, aperti e poi rinchiusi per carenza di tutela. Ci si domanda se, tenuto conto delle deficienze a causa dell'impossibilità economica dei comuni a sovvenire una proficua gestione, che si veda bene questo problema. Certamente non esiste una distribuzione equilibrata dei musei nel territorio regionale, né una differenziazione quanto ai contenuti. Sono stati privilegiati i musei archeologici ed etnografici a scapito di quelli di scienze naturali, di storia, di arte e di altro genere, tenuti in poco o nessun conto. Avviene anche che la lentezza dell'apertura dei musei sia colmata con eccesso di mostre, le quali restano concluse in se stesse, fatti episodici, non sempre ben studiati e slegati comunque dal concetto di fruizione completa e continua, che trae valore illustrativo, conoscitivo ed educazione permanente dalla struttura museografica. Non che siano mancate iniziative in materia. In una nuova politica dei beni culturali appare fondamentale e prioritario il lavoro di inventario e catalogazione. Non che siano mancate iniziative in materia, talune buone, altre scorrette, altre improvvide, da parte di diversi soggetti istituzionali, lo Stato, le regioni, le università, i comuni, ma oggi occorre portare a compimento l'opera in un grande progetto da attuare con sofisticati mezzi di rivelazione, di informatica e con addetti di elevata professionalità e in gran numero, sicché ne possano trarre profitto i tanti giovani sardi privi di occupazioni. Al riguardo si deve auspicare che la guida e la gestione siano affidati a organismi locali e non, come oggi avviene, a interventi direttivi e gestionali esterni, e di questi infine sarà da valutare la qualità del lavoro e del prodotto. Cospicue risorse finanziarie di varia provenienza, amministrate, organizzati da un organismo centrale, concorreranno a realizzare un catalogo generale delle opere di antichità e arte, dei beni architettonici e storici, di quelli etnografici, archivistici, di biblioteca, statali,
regionali, degli enti locali, nonché del patrimonio, proprietà degli ordini, congregazioni e associazioni religiose e dei fondi e collezioni di privati. Altro impegno prioritario in concordia di impegni da porre con urgenza per la tutela del territorio. Lo sollecitano i crescenti assalti deturpanti e distruttivi portati sia per incuria sia per profitto economico da soggetti piccoli o grossi, incuranti di disposizioni di legge, indifferenti se non ostili alla conservazione del prezioso scrigno di memorie, beni di tutti, le evidenze archeologiche e monumentali, storico-artistiche, il paesaggio e l'ambiente sono oggi predati o alterati, fatti oggetto di guasti o scempi di ogni sorta, scavi clandestini, asportazioni ed esportazione clandestina di reperti di antichità ed arte, il mercato del falso, la speculazione edilizia urbana, l'occupazione e la colonizzazione delle coste. Queste sono le brave imprese dei nemici del nostro patrimonio culturale e ambientale. È evidente il danno che deriva dall'azione selvaggia dei nuovi Attila allo sviluppo economico e sociale, al progresso civile, all'educazione civica e per il segno di identità della terra e del popolo sardo, che si esplica anche con speciale evidenza nei beni culturali. Questi nemici si abbattono soltanto con l'alleanza di tutte le forze che la stessa Costituzione repubblicana chiama alla salvezza dell'arte, delle memorie, delle bellezze naturali, lo Stato, le regioni, i comuni, ma non meno importante allo stesso fine è la presenza attiva dei cittadini, consapevoli che i beni sono la proiezione esterna dei valori di intelligenza, di cultura, di virtù, di civile umanità, portati in sé in quanto tale dai cittadini medesimi. Le stesse forze, in una gara di civiltà, dovranno unirsi per la difesa e la valorizzazione dei centri storici, siano questi urbani che rurali. Essi vanno tutelati contro le offese della speculazione edilizia, che è all'ordine del giorno dappertutto nell'isola, contro anche la mascheratura tecnologica di modernità, di certi interventi di reinterpretazione costruttiva, restauri, ristrutturazioni, e vanno messi in evidenza aspetti negativi da correggere o eliminare, l'incompiutezza edile, la disoccupazione del settore delle piccole imprese, carenze di campo dovute a un certo indirizzo della spesa e a criteri di finanziamento tutt'altro che trasparenti, mancando il coinvolgimento di tutte le forze sociali e anche, mi si permetta dirlo, anche un intreccio di politica e affari. Per rimediare a certe storture bisogna ridefinire il sistema. Bisogna ridefinire il sistema degli appalti, uniformandolo alle direttive comunitarie, e gli interventi vanno distribuiti nel pubblico dopo aver apprestato una mappa dei centri storici dalla quale si possono rilevare le priorità per una corretta programmazione. E il recupero è da pensare con un progetto integrale mirato a elaborare coscienza e conoscenze assunte e discusse a livello interdisciplinare, una forma di ecologia urbana umana nelle città e nelle periferie, e per far ciò è da rovesciare il paradigma dominante, cioè rinnegare l'archetipo tecnicista edilitario, ossia, come ho detto, l'aggressione tecnologica, e in più va portata la massima attenzione all'ambiente, che si deve valorizzare al pari delle culture costruttive tradizionali, cioè lo specifico sardo. Il territorio non è un'area da occupare
indiscriminatamente e tantomeno famelicamente, ma va studiato come luogo nel quale si riscoprono e si riattivano le relazioni tra i propri abitanti. Bisogna convincersi che per offrire ai cittadini indifferenti la coscienza della propria identità occorre rinvenire lo spessore totale di immagine della città e del paese, e si inclina a credere che il recupero ragionevole del patrimonio culturale pluristratificato e integrato in un contesto fruibile offre conoscenze e dati utili e necessarie per scelte politiche corrette di un futuro urbano che raccolga in sé tutte le esperienze civili del passato come misura di vite e di storia e stimolo di progresso nel confronto, e in tal modo l'antico paesaggio emozionale potrà collegarsi correttamente col campo urbanistico esistente, creando un nuovo panorama ambientale. Andrebbero riformati forse certi organismi burocratici che governano piani e progetti urbanistici, e le decisioni devono conseguire dall'esame delle intese di un collettivo di professionalità pluridisciplinari, ufficiali ed anche esterne, e la tutela e la valorizzazione dei centri storici, cui certamente gioveranno nuove provvidenze legislative e una più accentuata e decisiva presenza degli enti locali e principalmente delle regioni, rappresentano una delicata materia che non può essere giocata da pochi addetti ai lavori. Occorrono trasparenza, occorrono esternazioni di giudizio. Sulla materia possono e debbono discutere e pure giudicare a ragione veduta i cittadini. Vi sono non pochi pericoli in una certa impostazione della modernizzazione, la quale anziché sanare può aggravare situazioni urbanistiche. Nelle città e nei paesi gli interventi dovranno tener conto che non toccano un astratto territorio fisico, ma vanno a colpire l'anima e il cuore degli agglomerati e della loro gente. Gli interventi edilizi saranno giusti ed efficaci se si inseriranno nelle comunità, senza ferirle, senza culturarle, rispettando l'etnos, gli usi, i costumi, la cultura radicata da secoli, e vanno applicati modelli congeniali, senza cedere alla fregola di rimasticare l'ultimo prodotto esterno avveniristico, ma ideando originalmente qualcosa che torni a tono e sia accettabile dalla comunità popolare. Questa idea di centro storico implica l'utopia di una nuova città, di una nuova dimora umana, possibilmente regionale, con l'incontro di tutti i centri storici, un grande luogo di tutti, rispettoso e solidale, dove possa trionfare una civiltà di anima. In tale direzione civile e dentro la casa comune sarda, fatta di missione d'uomo, identica a se stessa e aperta nel contempo al respiro del mondo, dovrà muoversi il governo dei beni culturali, ambientali, un governo per il quale occorre chiarire e definire un nuovo rapporto tra Stato e Regione. Il tutto è ancora regolato, si fa per dire, dalla legge di tutela 1089 del 1939, una legge carica di statalismo, di autoritarismo, di ideologia vincolistica, fuori dal clima, dalle politiche di oggi, insensibile a ogni afflato di modernizzazione, e tale indeterminatezza genera conflitti continui tra gli organi deputati a diversi livelli alla tutela, Stato, Regione, province, comuni, e chiarimenti teorici intorno ai contenuti del termine beni culturali. Cosa intendiamo beni culturali? Non hanno prodotto alcuna precisazione nel DPR numero 606 del 24 luglio 1977, riguardante il trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, e il decreto, pur accogliendo nominalisticamente il termine di beni culturali, rimanda alla legge di riforma della 1089, che dopo 40 anni e più
ancora c'è un decreto privo di effetti, la farraginosità del meccanismo e la pletora dei soggetti istituzionali interessati, nonché la provvisorietà, rendono di difficile applicazione e di lentissimo contrastato procedimento il protocollo d'intesa tra i Ministeri dei Beni Culturali e le Regioni che istituisce i cosiddetti centri pilota regionali. Il decreto legislativo, andiamo adesso a quest'ultima legge del Ministero, il decreto legislativo 20 ottobre 1988, numero 368, ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 del 15 marzo 97-59. La creatura è nata dalle ceneri del cessato Ministero per i beni culturali e ambientali, la cui istituzione risale al 1975. E questa ultima legge del Ministero si veste di un nuovo abito, lustro di beni culturali e in più di attività culturali. È stato detto che in questo nuovo ordinamento c'è troppa immagine e poca sostanza. Nel Consiglio nazionale e nella conferenza Stato-Città e di autonomie locali, penso, posso sbagliarmi, non vi sono rappresentanti della regione sarda. E per quanto attiene al rapporto nella tutela, gestione e promozione di beni culturali e ambientali, il Ministro si limita a favorire la cooperazione con le regioni e gli enti locali, ma del modo e del grado di cooperazione non si fa cenno. Enti locali e regioni, a mio avviso, oggi restano in ombra. E il decreto attribuisce alla regione speciale sarda un super soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali, peraltro mi pare non gradito alle soprintendenze. Ne rimangono esenti, attenzione a questo, rimangono esenti del super soprintendente le regioni a statuto speciale della Sicilia, del Trentino Alto Adige e della Val d'Aosta, e queste non avrebbero bisogno di tutore, a differenza della regione Sardegna, e questa è una palese ingiustizia. Gravi turbamenti e scompensi nel riparto delle spese in ordine ai beni potranno derivare dal carico di oggetti che si è fatto il nuovo Ministero, perché ai beni archeologici, storici, artistici, architettonici, librari, archivistici, agli istituti culturali si aggiungono le attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, lo sport. E vi è il rischio che in questa congerie messa su con un certo artificio la parte che costituisce risorse, seppure materiali, cioè i beni culturali, l'altra parte in cui prevalgono l'immagine e lo spettacolo, quest'ultima abbia a preponderare, perché la società e le mode di oggi vi si rispecchiano e di conseguenza possa prevaricare nella spartizione delle erogazioni finanziarie, con un paradosso, che i beni culturali si finanziano in certa misura da sé, con le entrate derivate dal turismo nostrano, turismo straniero, attratti dai monumenti e dall'arte, e le manifestazioni collegate all'immagine e allo spettacolo asciugano non in piccola quantità le casse dello Stato e delle regioni. E permettetemi di non fare esempi anche recenti e cagliaritani. Insomma, vi è uno stato di caos, di sovrapposizione di competenze, di sprechi finanziari, di interventi a pioggia, assistenziali, per cui occorrono autority di controllo delle fonti di erogazione, delle procedure attuative, della validità, del profitto delle realizzazioni. Ed è urgente una seria verifica del prodotto, una decisa e regolata dell'intera materia dei beni. E d'altra parte è necessario promuovere tutte le opportunità per trasformare in lavoro, in occupazione, la risorsa dei beni culturali, ricerche sul territorio, negli archivi, impieghi nelle biblioteche e nei musei, centri di documentazione e catalogazione informatica, campi di scave, ma campi di scave rigorosamente gestiti, manutenzione, restauro, e tutela dei reperti, custodi
accompagnatori, guide nelle aree archeologiche, storico-artistiche, turismo culturale, per attivare tale impegno di lavoro e soddisfare le accresciute esigenze di occupazione giovanile. Il sindacato sardo da tempo in diversi convegni ha proposto e richiesto che la titolarità dei beni culturali passi dallo Stato alla regione sarda. Le ragioni sono molteplici. La Costituzione vigente detta che la tutela dell'arte e del paesaggio, questa è una terminologia all'origine riferita a quelli che allora si ritenevano essere i suoi beni culturali, dice che spetta alla Repubblica, non dice che spetta allo Stato, spetta alla Repubblica. E nell'ambito della Repubblica, più che allo Stato, spetterebbe alle regioni, perché è una Repubblica fondata sulle regioni, una Repubblica prefederale. E la regione sarda è speciale, non dimentichiamolo questo. In questi tempi in cui a Roma si stanno combinando certe faccende, no? È speciale e pertanto ha diritto alla titolarità dei beni, al pari delle regioni a statuto speciale del Val d'Aosta, del Trentino Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia, della Sicilia, che già la professano, e in altri paesi la competenza primaria dei beni culturali di organismi decentrati, i land tedeschi e le nazionalità della Spagna. Perché non in Italia? Non ha senso logico, né razionalità dividere, come oggi avviene, per schizofrenia di provvedimenti legislativi, per leggerezza dei legislatori, la tutela dei beni culturali demandata allo Stato da quella dell'ambiente e dei centri storici, anche questi beni culturali, con titolarità o competenza delegata alla regione sarda. Esiste uno stretto rapporto dalle origini tra forme corporee naturali e forme corporee artefatte, gli edifici con i quali si disegna e si riempie lo spazio ambiente, realizzando l'insieme urbanistici, fanno tutt'uno e prendono significato ideale di storia vissuta nel lungo tempo, dal luogo che li contiene e viceversa. E tale unità pretende un unico soggetto istituzionale di governo, titolare di responsabilità e competenza primaria in materia, per diritto di natura e come luogo di deposito originario e permanente, ossia la regione geografica, tradotta metaforicamente nella regione giuridicamente costituita e ufficializzata. A questa soltanto spetta dettare legge, regole, dare indirizzi e direttive politiche, procurare strumenti tecnici, vigilare e reprimere gli attentatori e predatori dello spazio ambiente, del suo contenuto storicizzato di beni culturali. La titolarità, sto finendo, e l'autogoverno dei beni culturali debbono essere della regione sarda e tout court per il resto del paese, delle regioni, e perciò dispiace di non poter condividere la posizione del Ministero e al momento la posizione del governo nazionale sulla incompatibilità, dicono, tra i beni culturali e il federalismo, il che sottende che il loro assoluto governo dovrebbe rimanere allo Stato. Che cosa strana. No. Al federalismo, che è un sistema e uno strumento necessari per mettere in essere la non ancora compiuta unità dell'Italia e degli italiani, si addice anche il concerto delle tante e diverse ricchezze e valori culturali governati per virtù propria dalle regioni non soltanto fisiche, ma storiche, morali del nostro paese. E sto finendo. In ciò che riguarda la regione Sardegna, diciamo che i beni culturali, come altri beni materiali, la lingua, morali, spirituali, che costituiscono la nostra identità, ci appartengono per ragioni di natura, ci appartengono per ragioni di stirpe. Questi beni, questi valori che ci legano, vorrei dire religiosamente, sono della terra e delle genti che li hanno generati e sviluppati sia in libertà sia in soggezione nel lungo cammino di questa tormentata nostra storia. Sono proprietà dei sardi e ai sardi spetta per diritto e per dovere di governarli con piena sovranità, in godimento proprio e anche in godimento altrui, ma in quest'ultimo verso, cioè in godimento altrui, ossia come fruizione,
I nostri beni culturali appartengono a tutti, sono universali e mettono la Sardegna in comunicazione col resto del mondo. Grazie. Genovai, basta, Genovai.